Abbiamo vissuto più di 10 anni di guerra. Forse questi momenti sono i più terribili a causa del terrore che abbiamo vissuto. Forse non ricordiamo bene in questi pochi secondi cosa è successo e non abbiamo capito bene ancora cosa è successo, finché abbiamo visto la gente sotto le macerie. Mi chiamo Joel Kelsey, abito qua vicino. Non potremo descrivere ciò che abbiamo vissuto. Al mattino del giorno dopo sono andata a vedere e ho visto tanta gente tirata fuori sotto le macerie, alcuni vivi e altri morti. Ho visto altra gente che guardava con tristezza la loro casa. Noi siamo usciti da casa perché ormai insicura. Non so fino a che punto la gente può vedere il futuro con occhi di speranza, specialmente dopo lunghi anni di guerra. Non so bene se tornerò a casa, nella stessa casa o no, o verrà battuta. Non so niente per il futuro. So che in questi momenti il Signore ci ha salvati da una morte certa.